Ecco qua. Più esame cosa parlare qua adesso. Venga qua se ho caldato come conta. E ora le dice come che facevi questi traini del barcone. Ecco. A che ora, come ieri, diviso tutta la restera? Ieri 3-4 tocchi o no? Qua, come siamo a Porte Grandi, dove arrivava il primo tocco? No, io mi gioco a palle con io, perché io che si ricorda poi trainava ancora un po'. E che vai, il primo tocco, fin dove arrivavi? Da partito da Porte Grandi? A trainare. Arrivava fino a Celestia per caso? Prima, no, a Porte Grandi. Da Porte Grandi, cominciava da Porte Grandi e dopo? Il primo tocco, il primo tratto, dove arrivavi? Si ricordi? Partire da Porte Grandi arrivava. Non so perché questa zona come qua. Appunto no. Musestre arriva a San Michele. Fino a San Michele quarto. E dopo da San Michele ora passavi da qua? No. Era di qua o di Alster? Musestre? Era parte di Musestre? Ecco. Porte Grandi Musestre. Musestre, questo era il primo tocco. E dopo da Musestre? Da Musestre fino a Celestia? San Michele fino a Esterita mi pare. Esterita sarebbe in che località? Prima di Lumian. Perché so che a Celestia che c'è ancora i paracari che sono dove uno mi fungo a secondo. Dove arriva? La fornata. Sì. Barri sì, va. Sì. E poi là andava a Lumian, parte di là. A Luvignano. La schiera di là. E da Luvignano? E veniva da qua e veniva a Sendon. Dai a fare per tempo. Veniva a Sendon. Fin Sendon. Dopo. La veniva da qua ancora. E dopo di qua andava a Casier, là, qui là. E beh, tanti tocchi. Tante... E poi là e veniva qua a Madrid. A Casier dove si è fermato? Qua finiva qua. Sì. Sendon e là il cambio. Sì. Da Sendon. Non passava di là, andava a Luian. Luian, Casier. Luian, Casier, insomma. Sì. E in avanti fin qua. E qua. E era curto sto tocco qua, mi pare? No, nemmeno uno era questo qua. E da qua fino a Treviso un tocco unico ieri. Tocco unico. E chi sei che era le famiglie incaricate che aveva il traino Era Caldato, Fava. Ma Caldato e arriva altri? Caldato, che avevi un soprannome? No, Caldato. Caldati. Dove abitavi ora? A Porto, qua, via Pendola. Ah, in Villa Pendola, su una casa, una delle case... Il grande quello in basso. Brio sì praticamente. Sì. Una delle case era. Praticamente abitava tutti in Villa Pendola, era quei che... L'altra stava questa casa ogni quando veniva, era Fava. Soprannome? Fava. Chiamo Favanetto, ma rimane Fava. Favanetto, ho visto. Fava. E gli ultimi che... Martin dopo. Stesso Tabidrio e stesso via Pendola. Sempre in Via Pendola. Adesso che sei queste persone qua, se va a trovarle, Fava, morti tutti. Sono stato ancora meglio più. Ma che classe sei io? Dell'ore. Sono così, 75 anni? E ne ha Caldato si chiama? Giamanea mi c'era nome, Anselmo mi Giamanea tutti. Anselmo, non è Nea. No, sarà nome. Anselmo. E mi conosce Manea tutti. Come mai sto soprannome? I vecchi così. Classe 1912, che giorno sei preciso che sei nato? Il 21 aprile. 21 aprile, 1912. Io Ecco, e ora mi conta del vostro ultimo tocco qua che facevi, no? E come facevi a sapere che era da trainare, cioè che avevi un accordo con i proprietari delle barche, come era diviso il lavoro insomma? Comandaressa. Ah, era una comandaressa. Stava qua. Chi era? Qua poi il continente. Continente detto Cerne, famoso. Chi abitava dove? Qua. Sì, su queste case che perché località sia questa di preciso come chiamavi? E ora come chiamavi? Melma, qua c'era? Melma no, Guarda, aveva un nome... No, sembra... sì, non era nome, no. Da Cerne si no, vado, passo da Cerne. Da Cerne. Continento, cosa che aveva nome ora sta comandaressa? Io ricordo.
se no veniva a sigare per i campi, chiamava, Come facevi? Cosa dicevi? però tu vieni dopo per peri del buono, comandare sa. E il mercato veniva avanti, andava lì io quando i peri, e poi veniva per casa e a distribuire per casa. Con cosa venivi? A piedi? A piedi, sì, che io era a piedi, a piedi. E il nome non si ricorda? Cerne cosa? Forse ancora vuole. Beh, dopo che veniva in mente di sicuro. Ah, ma il suo modo di dire era così da chiamare a sigaro come quando si era. Quindi si casa, in casa. Ma Tre peri, ti do, t'altro, faceva su sento do peri. quello che era necessario. Non è necessario per barcare, ma barca per nessuno. E quei soldi, cioè, come facevi, come mai che eri a comandaressa, vuoi dire? Cioè, Tanti peri del boh. Tirano un per, un do, un per, no? Ha tirato un cango, uno scheda, Del barcaro. Del barcaro. cioè il barcaro pagava a comandaressa Sì. e a comandaressa pagava altri. No, come dopo il barcaro mi pagava quando arrivavo un anno di fiera. Ah, e il barcaro pagava altri? E a comandaressa chi dava qualcosa? Barcaro stesso. E il barcaro doveva pagare sia a comandaressa che i barcari. Tu ti tiravi da Venezia su, il barcaro doveva pagare. Sempre. Sempre. Quanto era per dire un traino da qua fino a Fiera? Per ogni per de boh? Più o meno? 60 franchi, 50. 60 franchi, 60 schei? 60 schedi. Centesimi forse? I tempi là. Cioè perché? Ed era un traino, veniva a costare parecchio penso, trainare. Da qua in fondo sì, costava di più di 2 parti, perché per qua bastava 3 peri e boh, 3 peri, e qua lo è sì, vanno su, perché è corrente. Sia peri anche delle volte. Però sì, a loro le peri da Gaibo, barche grande. Dove dice che era il tratto più difficile, diciamo? Tanto più difficile, a sopra il volto, il volto magari, Il volto? il volto magari, seria da Dio lo spiai, Manganei, il volto del manganei, del manganello. Che sarebbe? Da Rio Spiare. dello spiai che è tutti barcaria. Da riga, sì, barcaria. Dopo andava a Redo, A Pia Rosata. Pia Rosata. Là era più difficile, volto manganello. Piedrivo che è più difficile, a Garassi, era più difficile tutto, il Rio Mura e Nini. A Mura de Nini, si chiama Rio a Fiera, là, Fiera, Rio Fiera, la Prete no, la birreria. Sì. Arrivavi fino a Prete anche, è più avanti del volto di manganello. La birreria più avanti del volto magari, e poi del volto. Tratti difficili qua, coi bo. Far Giusea, far Giusea da volto magari, che una corda di A, che si fabbrica. Fa la barca e non ha di tirare, Ah sì? Portavo. E come facevi a attaccare la corda di A? con batteria. Ah, La con batteria, si chiamava far ciusea. Giusea, Facevi come una leva, insomma. taglia la corda, Giusea in barca, passava e andava a tirare, faceva doppio E dove attaccavi di A? Dove attaccavi? Sta casa, Dove che c'è ciminiera alta che si vede? Su che a casa? Sulla vetreria. Lì era una sciona, cosa? perché si ancora il sole. Sulla vetreria di A. Quando è qua, si vede prima il muro. A Sciona? Sciona. Guardatino, ho visto i paracari. I paracari ha tutti il segno di gaffi. Sempre che portavi il luogo di ferro, Ma ieri di ferro, i corde? fuori il cordo di ferro non lì. Sempre, anche partivi da qua, partivi con le corde di ferro. Cordo di acciaio sì. E non di canico. No. Perché? Che poi fa Si rompevi? se non quando ma non è tutte corde di acciaio. Ma che era così peso? Che era? Ah, c'era bello. Ma addirittura perché il cadella lo fanno le altre, il cadella di ferro. Per trainarti, boh. E perché noi cavalli? Guarda, mi fa dire qua, a sotto sì, Perché noi puoi fare i la cavalli? massa corrente. E cosa che succede? Mica forza i cavalli. E la mia forza è come i boi, fa ponte. E cavallo che voglio io, e boh, resta, che ti forza così. Che ti dà? E ora zo bastonare? No, si ti dà. E io provo anche con le macchine.
non fa niente. Ah sì? Perché? Io ti rendo sì. Se la barca per esempio andava sia Ardea, ti ha preso, mi trovava il buono altri in acqua, a fiera. Le tirava dentro in acqua a barca? Mi tirava dentro altri a barca. I bestie, Da quanto peso che aveva questa barca? Ha tirato la correntia, E era un la lavoro... correntia, Cacciato la borda, basta. la barca, guarda, Ma era un lavoro difficile, insomma, impegnativo. mi do fare, Bisognava sapere altro che, qual era il segreto era per farlo andare bene, il traino, cosa bisognava sapere? no, era pilota, il capo era uno all'altro, da qua andava su, Dove si metteva in barca? in barca, poi io il timone, Era un peota, chi era il peota più famoso qua? era. Emilio Iose stava a fiera, Come? Emilio Iose, Emilio Iose. E del nome vero cosa era? Emilio Iose, la fiera, e Moro, e ricordo, tranquillo, Guido Moro? no, tranquillo, è stato che era, tranquillo. Tranquillo Moro? Stefano io conosce tranquillo, se sei peota, anche lui. Sì, ma non ho capito il nome preciso. Uno era Tranquillo, la carriera, Tranquillo, non sai il nome di Giovanni, non so se è il nome. ma Moro de nome, perché dopo bisogna che lo scrivesse. No, non so niente, abbiamo lei Era i Peotti. Uno era detto Franco Moro, cosa che ha detto prima? Uno Tranquillo e uno? Tranquillo. Uno solo era Peotta. No, io tre. Appunto, chi erano gli altri? Tony Rossetto a fiera. Tony Rossetto, i Rossetti a fiera. Narciso Bigo, Pregnolato. no, Narciso Bigo, no, sta Da dove era Narciso Bigo? a Sao, E dopo il Tranquillo? Dove stava a fiera? tranquillo, non so, no, c'è una tagliera. Casera. 3 peotti che era. E ora sti peotti quando chi era qua a Melma, in questo porto qua si chiamava come sto... Da qua per io veniva su. Ma qua cosa era un porto? Cosa era considerata questa zona? Qua era un porto scarico. E ora, i bo dove si mettevi? Qua, a partire? Là dove la barca. Qua dove c'è la barca del ferro? A Restera, scominciava da là. No. Ero avanti con la comandaressa che si chiamava, se veniva in mente come si chiamava la comandaressa che veniva? No, Che c'era a venire a chiamare? Dove? Vina. Cosa che non mi comandaressa? E ora, quando che la comandaressa veniva a chiamarvi, altri qui subito venivi fin qua, è vero? Allora, A tal'ora, ella sapeva più o meno. io gli diceva che ora che non è cara. Venivi qua, attaccavi, 3, 2, un pranzo, 4, conforme. anche di notte, No. sempre del giorno era, Sempre del giorno, mattina con una ripido. non di notte. E come funzionava? Perché era un timusel sui bo, cosa che era? Un dogo? Allora, E dopo come veniva a attaccare? il museo, e poi fuori la casa dall'Iva, A Timusel. della barca, così che funzionava. A corda veniva a attaccare sul davanti, su a proa o su a poppa? Prova, Davanti ora? sì, Su cosa veniva a attaccare? sì, ma qui era. Sui manqui? E de ferro, non de rest, Ferro. de ferro. Sempre, anche con lui era acero, sempre state corde di ferro. Di acero. Ma del ferro se no per sempre quando si fa certi lavori, no? Sempre. Sempre su Nel certi casi se lo ricorda d'acciaio, su certi casi se lo Quando le ferme qua con i casi No, non parlo qua col traino, no. Sempre di ferro. Ma più a barca dopo ti cambi corde. Come facevi con erano 3 peri di bovera? Uno con che altro? Come si attaccava? si attaccava uno all'altro. Sempre con Timusel, con cosa? Con Timusel, è la parola giusta? Timusel? Timo o Timusel? Tipo sei. Timusel. Sa tutti che sono stati? A Ema? Una regia, Gli Cerne, io c'era. comandaressa.
Ecco, e ora 3 peri e boh, quali parole che dicevi per chi corresse sti boh? Che dicevi? Tira avanti, che parole usavi? Io parlavi via. Ma cosa dicevo? Ari, muovere, cosa dicevi? Muovere, via. Si diceva. E basta. Ora avanti, Ora cosa sei fuori a parte a sinistra, mano, sedia a destra. Gli era abituati insomma a sti boh? Non corria siga tanto. Non vorrei si catano, non sapeva, ma il giorno che muoio. Qualche bea, Qualche bene, nada, sì. cosa che avevi una scuria, cosa che Via. che sei stato di cosa ieri ha fatta questa scuria? Di cosa ieri ha fatta? Ricordo era E Mario. Mario era un torcio, un torciato. In Turcoia, di cosa? Lingo, linghi, Ovvio. che sono umani. E a sferta invece era de pe, ho capito. In quante persone guidavi sti boh? Conforme che tenia un copei, guidava il solo, cadre del perro, guidava il solo. Cioè una persona. Uno si arrangiava Sì. Una persona riusciva a guidare un per de boh? Acabò, conforme quanti peri che via. Anche 3 peri? Un peri solo. Casa vostra quanti peri avevi, Valdo? No, 3. No, 3 peri. No, sì, 7 peri. Per andarsi. Ma altri candidati che dava sto compito qua del traino dei boh, era 3 peri? 3 peri. No, 3. No, se ti vendi un peri, bastava con uno. Poi l'altro che ha. Ma oltre a fare il traino e barche, cosa facevi a casa vostra? Arava il campo. Facevi anche i contadini? Ostia. Quanti campi avevi? 20. E ieri in quanti in famiglia? Oh, erano in 20 squadri. Erano mondo di fiori. Uno del 14, 16, 17. Insomma, E 20 campi di terra, quindi era un in più, insomma, il fatto di ciapparsi schei e trainare barche. Ieri ciappava tutto, parlavo di ella. Ma era un bel ciapparo o no? Non c'è poi tanto. Si commentava che poco? No. Questo perché le volte sia tanto, tante robe. E tanti operai via a lavorare per i campi, per mangiare. Un piatto di fusione, per il vicino. E chi era incaricato a andare nella famiglia? Davi a turno oppure era una persona? Una persona sempre. Che era uno che No, più vecchio. è più vecchio che andava a quel barco e quel traino? No, mia, un altro. Era il io? comandante casa. Sì, beh, il comandante sì, ma per il traino era una persona che era dedicata a sto traino? Sì, da io, ora da un altro fratello. Di solito era io o suo fratello? Ma mia come fratello. Chi era suo fratello? Come si chiamava il suo fratello? Piero, Riccardo. Uno di suo fratello, insomma, ho capito. Marco, mi pare era lui. E insomma, delle volte che provava anche quelle macchine a fare il traino. Che macchine da trattori, insomma. E che macchine ieri? Le prime che si venivano fuori, Ford, quei pattini, sì o no? Quei rode di ferro? Rode di ferro, e praticamente le rode di gomma che io provare, ma... I diciamo andare a tirare adesso a tirare dentro. Altro che, era un po' di Piero là, io ho fatto insieme, ma parlo sempre più poco, la sicurezza. Ma macchine potenti, no? I punti più difficili ora mi ha detto Danini, da Rio pure Nini, e fino in Piero là. Ecco, quello. Là che è tutto. E ora a volta del... E 4 buate. Qua è 4 cuore. Tanto perché chi era Emilio Ione? Voi capito io prima. Narciso Vivo. Narciso Vivo, Emilio Io. Tonio Sigo. E quello la galera. Che nome che avevi sto Iose di preciso? Il cognome giusto? Perché mi pare che e ora mi diceva che il punto dei 4 cuiate, dove sei? 4 cuiate è il punto più difficile di tutti a vedere le barche. Dove sei? Perché toccava i fondi. E dove sei io? Andò a centrale elettrica a cabine, fiera. E che casa di 2 canali proprio. Io a Muranini, poco più avanti. Che sei su cos'è centrale? Cioè, a centrale, e poi c'entra subito che tra casa di una strada, 4 cuiate, diciamo. Per era do spose.
E già Australia quando guardate. Che sei ancora austriaco? No, una volta era, quando entriamo in barche, si ferma in modo, Ah, ritorno. ritorno. Vedo l'ora, mi parava da carica. Ah. Se più avanti ovviamente del Porto Macaé, molto più avanti. Sì. Era una zona chiamata La Rotta per caso, alla Rotta, mai sentito dire? Sì, era una zona chiamata Rotta. Era mi parlava che Ieri a Fiera Macaé era La Rotta. E ho visto su un libro scritto La Rotta. al gordo, dammi da Comunque, mai paura. squero, Ah, è squero. squero era il gordo, la sempre così, molto bello. Ecco, il punto più difficile era 4 cuate e da Drio a curva, da Drio a Appena veniva Mura e Nini, appena veniva Monadini, che molto più avanti, 4 guerre, e dopo il volto che mi diceva del Manganelli invece c'è quello che portava dentro a Pino Rosada. E là facevi Ciusea, insomma. E vi toccava dare a spinta bene ai bo. Dai via, come dicevi? No, a tirare le acque in piano, finché era di A. Ah, non Corea a tirare, non Corea vuoi dire Forza. dare nel lancio. Dopo si era fuga. Come facevi ora? O se muore via Giulia, se para via, si era fuga cavallo. E chi c'è che andava a muovere a Ciusea? È marcato. E il barcaro andava con il battello e come facevo a vedere il momento giusto? Da cosa si accorgeva? Niente, basta che muore, se la di tirare in avanti. È tutto fatto così. E bisognava dare, perché mi dicevano, sono un pregnato che dicevi, dai a lei, dai, non so cosa. Sì. Dicevi, cosa dicevi? Dicevi bene. Dai, Cosa dicevi? para via, forte, No, leva. Mi pare che diceva, dai a lei, dai a lei. No, a Nea. No, Nea. Dai a lei. Può essere? para via, forte, dai. E diceva sta parola qua. Ma sì, muoio, Io ho detto pregnolato quello di giornali. Che si ricorda io che era CEO chi diceva quei cambi un po'. Dai a Nea. Fatto presente? perché io non è brillante, era. Pregnolato, Bigo, detto Bigo. Io. E il coro manca. E poi Dopo vedo, No, era un modo di dire, insomma, ecco, ieri su questo punto difficile per andare dentro le barche. papà avanti, cosa mi dici? si chiamano lì. Cosa si gavi? Para via no, para via. Tanti. Bastonavi? Già, voglio che passano lì. Qualche bel porcone, ovviamente. Ma qui non si conta. Fammi video. Fotografie, sì, era vero. E dove sei le fotografie? E voi lì, tempi. Neanche uno. No, Nessuno che ha fatto fotografie, che sappia io, dei boh. nessuno. Insomma, senza buoi non si andava avanti nell'entrata da qua. Per poco quello. Se cavalli non c'entrava, Avevo fatto con i cavalli, tempo da malattia e vesti, ma era a combattere con i cavalli. quanti cavalli che vuoi? 7-8 cavalli, 4, diversi vestiti. Adesso di sti altri che lavorava con i boh, che mi ha detto che se Mauro, Martin, Fava, Faunetto, Martin, Fava e Caldato. E dopo basta. Ma altre 3 famiglie ieri, di Villa Pendo praticamente. Chi posso andare a trovare ancora? Di questi 3 che aveva? Dei morti tutti? Martini, morti. Fava, da Nini Paoletto, Fava, da Nini, là no, che quello qua, a destra, che è il caparone, L'elettrauto? Giocava all'elettrauto? no, di avanti. Abbiamo che il tasso verde, il caparone, davanti. Gli uomini solo che parlavano avanti i boia. Sì. Gente che aveva... Tutta roba che si aveva qua. Non è tanto facile, non era. Ma dice che gli era retribuito poco, insomma. Mi pensava che uno che aveva sto traino e poco... Cioè, dovresti aver stati dei signori, insomma. Uno vieni a fame e vieni, cioè, fra campi e fare... niente. Ieri mezzadri, altri.
E come facevi con i boi? Eri vostri o del Paron? No, figo. Fatto... A Boaria era vostra? E Paron vostro chi era? Io 3 paroni padroni. Ah, su sti 20 campi che era 3-4 Paroni? No, uno parò, cambiava. Ah, Era sotto da Armi, sotto Torresini, sotto da Aragiani, sotto uno da Feltre. ho capito. Guardi, cambiava sempre che un paio di idea. Vendeva, Un altro. E lo stesso anche in Martin e i Fava, ieri sotto Paroni, ieri in Mesadri. Martini era Paroni. Ieri Paroni avevi Fava no. quanti campi avevi in Martin? Non so quali capire, fondo niente. Adesso il suo caso è qua dei Martin e dei Fava, che sei ancora, se vuoi se ne fai una fotografia io trovo. Sei Drio e Sil? No, interno, sta qua, interna. Martini è interna. Mi adesso vado avanti per il taglio per traino, io se ricordo qualche episodio particolare che vi è rimasto impresso, non so. Da che età come cominciai a fare questo lavoro qua, ad esempio? Era dopo di 16 anni. Che caso cominciai? E suo papà, faceva anche suo papà? Il demonio che è dato, mio nonno. Si chiamava Demonio? Il demonio. Perché? Perché stava a Porto una volta, il corriere dritto da lei aveva fatto un bar a casa, con Porca, e si chiamava il demonio, e perché chiamava il demonio. A Porto, che avevo campi anche a Porto? Sì. E a campo in Porto. Sempre stato qua nella zona, insomma. Questa fiera qua. Fiera? Demonio caldato, e di nome vero che sei aereo? Caldato quello era E suo papà faceva il traino anche io? sì, ma poco. Sapere, invece faceva gli schizzi di mia E io invece scherzi dopo che toccava in casa, ovviamente. Sempre per onde casa. Non si sgarava perché le cifre era qui. Via gliela preso. Cioè non si ricorda, no, quanto che era più o meno di un perdebo che pagava, no? No, non ricordo, via, ma avanzo ancora scheghi e gli altri marcavano, avanzo ancora i scheghi, tempo fa. Io ho anni 30 anni fa, 40 Sì, Garito se ricordai Barcaro o se No, ricordai? io perché so che ne avanzo dopo 3 barcari una volta. Perché i soldi miei, tanti euro, si faceva cagnano, qualcosa era saltata fuori. Cagnano era di riuscire Anche il quintale di frumento, no? perché anche per i barcari era un problema, insomma, tirare fuori questi schei del traino. Noi tiravamo fuori, perché in a caricarsi gli insieme, sai, gli insieme da fuori dei fattori, aiutare su qualche auto di risultati, era saltata fuori. Ma si chiama Cagnano o Cagnagno? Cagnagno? No, però è Cagnagno, sì. No, tanti mi aveva detto. Anche il parroco qua, Don Foschini, conosce Don Giovanni Foschini di Fiera, il parroco. Quello che si è messo con la cooperativa, con la carovana di barcari. Poi in giro, non so, qualche scherzo. Serietà. Non capivo. Vabbè, io pare ieri ne a salita del fiume, cioè andando verso Treviso. Adesso da qua su, anche in altro fino a Cartier, magari si occorreva Peota perché... Anche nella discesa. Anche in discesa Peota. Perché ora? Perché io iniziavo a canale, andavo via i posti di fondo, le marazane, puntino che era più fondo, ma non fondo... E secche? Secche, ecco, bravo. Via, quando ti dirai su Erestere, si chiama Maina. E però caratteristiche, cioè cosa dicevi di preciso? Sì? Io mano io a destra, io a tirare il bo a mano. No, mi diceva quando sei pronti, para via, diceva. Va piano prima, il forte con Adriana. Sarebbero i nomi E dei... cordi? Ah, perché cordi che avevi che no? 3. Una? E a piccola e a Poppe. A Poppe. A Poppe, Adriana e a prima. A Poppe e a Pipico era. Quella del Rio. Vado io. La dai fuga di volti. E
E era attaccato dove? Sul Ladrio. sul manco e ladrio, Manco e ladrio. a poppa. E dopo? Che era davanti, Come si chiamava la seconda? Non mi ricordo più. c'era Adriana. Adriana, era davanti, Ah, no, la seconda, in mezzo. meglio. E E prima davanti. si doveva provare. Ecco, e ora, ma ogni perde boga aveva sua ora. Adesso, e ora il comandante del Peotta diceva, se la barca faceva così, stava via che prima, è la prima, tirando per qua, no? Se io sotto, a bianco prima, per avanti con Adriana, e vi dai in un'altra squadra a barca. Vedete? Ma se invece che io non perde bossoi, come facevi? Per voi su era Popi, Come? a Popi da Rio. A poppa e basta. Basta far calare avanti, aiutarla. Ah no, No, ti farai muovere la fuga, però con perde bossoi no, non puoi tanti da Rio, no? non davanti a prova. No, da Rio, La mia attaccata da Dio. un per. Ho visto su un disegno era sbagliato. Anche a Boppelli si attaccava. No, che mostro un disegno che ho visto. Da Rio a Popi un per piuttosto alto, me la barca grande piccola. Adriana e che altra come si chiama? Adriana o Andriana? Adriana, Perché Adriana? perché è più grande ed è piccola, E piccola ed è più piccola ed è grande, ma Adriana se ne va. non Mesana, Adriana. Siamo Adriana. E se era sì e per le boh. 3, 4 se è Adriana, e 5, 6 se prima, Ah sì? e uno da Rio, Se era sì e 7 per le boh. sì, sì. Perché poi capitare anche 10 per le boh. Anche adesso pure, 7, 8, 10 per il 20 boh. e il buono. Bisognava che fosse un gran peso ora. Poi con la concorrenza sola, quando ho passato per i 4 qua, cagliere. Non era corrente. E capitavi tante volte sti viaggi fino a Pia Rosada. Capitava, lasciate. Su un mese quanti viaggi capitavano? C'è uno dopo. Ah, non tanti ti ho capitato. No, Però fino a Fiera sì che andavi tante volte? ah, sì, sì. No, è tanto barca fiera. Su un mese quante volte andavi? Da 15 giorni, Anche una volta al giorno insomma. una volta al giorno. E dove di preciso a Fiera vi fermavi? A Forte Macaè? Forte magari. Perché è una riga di barche una volta, più una volta. Le quali O fino a Mandei? no, basta Madeira, le altri tre, ma la fine Madeira non è. Ma era prima? No, era Madeira prima. Era più facile da Mandei. Sì. Dopo come si ha il difficile? No, era difficile da solo. E il volto il bue. Qual è il bue? C'è un altro nome ancora il bue. E ora mi ha detto hai 4 cuiate. Danini, e Manganel, Siamo in Rio, e bue. Squero, dai, Squero di Rio, Eh. ma che è poco più avanti, ma che è del Squero. Ma il volto è che del Paracaro, io un Paracaro, Volto, E ora scomissiamo da Mandei. Che nomi hai i volti? la banderina, Da Mandei in su, da Mandei verso Treviso. verso Rio. Ah, del volto del fondo Squero, è Squero. Volto Squero. Sì, il volto là. Eh. Allora il volto è Manganelli, Manganel, il Piero, là, Manganel. E Buel, dove sei Buel? al basso, al basso. Prima del Squero sei. No, abbiamo da Sandri, Ah, sì. da qua sono su. Volto, C'è prima del Squero, era qua vicino. Questo qua è il volto del rombo. E ora partiamo da qua, Volto del Rombo. Volto del rombo. Uno, Volto del Rombo. Dopo, Che barbaro. aspetta come scrivo. 2. Cabarbaro, che sarebbe a La peschiera a Pavana, pigliate le pesche. peschiera. Dopo, Volto del Rombo. Dopo Cabarbaro, dopo. se vorremmo quando che può pisciare, Perché il Bopisa? perché da qua fermiamo che A Pisare. pisciare prima. Dove ora? A Santorino, A Sant'Antonino dove? prima del volto, Cioè, prima del Volto? prima fa il volto. Che nome che avevi quel Volto? Niente, dopo c'è il volto, Ah, dopo c'è il volto del Way, Prima del Volto
Dove che Bob pissa? Ecco, Tutti quanti si fermava per forza. tutti pisavano. E che avevi... Fare possibile, perché? E che avevi l'abitudine? abitudine. E poi voglio il buello. Voglio il buello. Volto del Buel, dopo? E poi andiamo a Fiera. Buel era quello di Sant'Antonino, era quello grande. Siamo che dice che il giro grande. Quello del volto del Buel. E faceva cose, e spiegava i buoi, per fare corde di violini. Ah, Per quello a Sant'Antonino? Certo, Dopo arrivavi a Squero? No, dopo del volto del Buel. Ma lei storga. Ah, 3, 4. Mandei Storga. Dopo? Squero. 5 Squero. Dopo Manganel e basta. E 4 quate era fra Squero e Manganel. Proprio. Quattro guardi. Osterino, non vede che mi ha detto robe importantissime per me. Dopo era il cono. Ponte a roba. E arrivavi anche a Ponte della Roba? Sì. Qui boh? Qualcuno. Provava a guardare sotto il ponte nei ponte. E vede tutti i segni segati e cemento del segà, quei corde di ferro. Anche sotto il Ponte della Roba? Sotto il ponte. Si fermava sotto il ponte a roba. Una volta era uno il ponte che ha fatto doppio dopo, era prima no. E c'è una parte del quadro restera se vedi i segni. Stanno dentro il ponte, si apre sotto. A metà, si guarda, vede tutti i segni, segà, la corda di ferro che tiriamo le barche e danno spinta. E poi andiamo a, passiamo la corda di A, e poi per sotto il ponte tiriamo avanti. Piano che c'è Come rigavi? Non lo capivo. I gatti interi si parcarono, no? Perché? Perché? Perché la barca devo spinta filare. Devo filare un po' davanti. Dobbiamo la corda davanti e passare un parea. Ah, ho capito. Che spinta, padaglia spinta, come portare avanti. Ma come facevi padaglia spinta? Sì, più forte? Più forte. E andavi più forte? Sì. Cioè prima del ponte che toccava dare a spinta. Spinta che portava avanti. Più avanti che era, meglio era per avanti. E dopo ora muovavi a corda? Passavi un po' dal ponte. E bisognava stare in presa a muovere la corda, come facevi? No, noi era pronto di schiare quella intera, dopo l'intera. E il barcaro che era dentro era buttato? Un'intera, e un'imbarca no, hai la corda in mano pronta. Paria, sì, intera. Intera dove ve ligavi ora? Si paracaria, il paracaria. Si paracaria. Sì, ma non capisco perché ve ligavi sul paracaro? Perché se la barca non la vedremo, no? Fermala. Fermala. Ah, ho capito. E ora restava sempre attaccato sui manqui e corde. Adesso muovevi altri a corda? Ma non altri? Se ti musessi no, muoveva ori. No, muovevo sempre in parte non altri perché vogliamo un tocco del tuo a parte di acqua, corrente di acqua, mettendo sopra e via scappare, tirava su e la volta si manco. E poi non imparai via. Passava per sotto il ponte. Ho capito, ma eri altri che muovevi a corda, insomma. Ancora la barca. A corda. E come restava ferma la sera? Poi un'altra corda di all'intera, le altre corde, una su e altre 4 corde. I gava delle corde, de corda normale. Corda seconda. Non di ferro. No, di corde caro. Appunto.